siamo usciti io e lei a mangiare una pizza e la vicina di casa ha avvisato lei che sentiva dei rumori strani, siamo corsi a casa di corsa. Siamo arrivato lì, ho visto la porta aperta, ho preso l'accetta che uso per spaccare la legna e sono entrato, ma non li ho trovati. 20 minuti tanto hanno impiegato i ladri per entrare, sfondare l'armadio, sventrare la cassaforte. Un colpo studiato, quello messo a segno domenica sera a casa dell'imprenditore Christian Frasson di San Martino di Lupari. Uscito a cena con la figlia alle 19, pochi minuti dopo, appena entrato in pizzeria, la telefonata della vicina di casa, allarmata perché sentiva dei colpi fortissimi provenire dalla sua abitazione. Appena sentito i rumori mi ha subito scritto un messaggio per capire se eravamo effettivamente noi o c'era qualcosa di strano. Quando abbiamo capito che c'era effettivamente qualcuno, aveva la camera adiacente a quella di mio papà, quindi appena sentito il rumore ha subito pensato che era qualcosa di strano e ci ha avvisati subito. Frasson torna a casa e vede la porta aperta, non esita a prendere l'ascia. Se lo trovavo davanti, non perdona, non perdona. In giardino i ladri, che sono riusciti a fuggire nei campi attraverso un buco della recinzione in fase di ristrutturazione, hanno abbandonato la cassaforte divelta. Sono andati al piano di sopra, hanno aperto tutte le camere, poi sono entrati nella mia e hanno aperto l'armadio, hanno trovato quello che dovevano trovare, hanno distrutto praticamente la camera e se ne sono andati. Un lavoro fatto veramente da gente che lo fa di mestiere, perché da quando siamo usciti di casa, che erano le 7, siamo tornati a casa abbiamo chiamato alle 7:27, eravamo qui, alle 7:15 già sapevamo che erano dentro e hanno fatto prestissimo, insomma, hanno distrutto tutto. Un bottino ingente, all'interno erano custoditi contanti, alcuni gioielli di famiglia, ricordi di una vita. Una banda preparata, spiega Christian, italiani perché sono stati sentiti parlare. Per agevolare il colpo avrebbero anche manomesso l'impianto di illuminazione nelle ore precedenti il furto. E non funzionava il motore dell'acqua e poi mi sono accorto che qualcuno ha manomesso le luci esterne e facevano saltare il motore dell'acqua. Io ingenuamente ho detto piove, sarà un contatto e ho staccato le luci esterne. Così quando sono arrivati avevano anche la possibilità di fare i loro comodi al buio. Ora Christian è pronto a tutelarsi, oltre alle telecamere di videosorveglianza. Mi sono già mosso e a rinforzare la casa serve poco, ma troveremo un sistema di far male a qualcuno quando entra dentro casa e non ci siamo. Le indagini dei carabinieri, anche attraverso le telecamere di videosorveglianza comunali. Il sindaco di San Martino di Lupari ha intensificato i controlli della polizia locale nelle ore serali. Noi abbiamo una presenza costante dei carabinieri nel nostro territorio che pattugliano la zona. Anche in passato abbiamo aumentato la presenza serale della nostra polizia locale proprio per garantire un maggior controllo sul territorio.